ed è stata proprio 2 giorni fa con il regista. Avevamo bisogno appunto questo finale con i bimbi della scuola elementare che stavano preparando in giro per il paese di Bisignano il presepe vivente. Siamo andati alle 3 di pomeriggio a parlare con la docente che li aveva preparati, quindi li abbiamo seguiti eccetera, e poi quindi questa collaborazione è uscita così, è stata estemporanea, spontanea proprio. Quindi ecco, e questo spettacolo, come vedete, si inserisce nelle scuole aperte al territorio, è vero, aperte proprio all'Interland, quindi a tutte le scuole, alla partecipazione della popolazione, no? Della popolazione, genitori e non genitori che sono qui questa sera. Veramente dico, sono stati bravissimi, veramente bravi, e il regista in modo particolare devo ringraziare, perché è veramente in gamba, conoscevo, sapevo, ma non che fosse bravo fino a questo punto, e veramente questo teatro sarà un teatro stabile in questa scuola. È un patto che abbiamo fatto, è vero? E questi spettacoli che noi prepareremo poi li porteremo in giro se è possibile, quindi usciranno anche dal contesto scuole, ragazzi. Andranno in altre scuole, vedremo in altri paesi, in modo tale che tutti quanti possano e loro si possano divertire piacevolmente, diciamo, e crescendo, no? Crescendo nella socializzazione, superando quella timidezza praticamente che spesso i ragazzi, gli adolescenti hanno, no? Diventando più versatili, no? E quindi è un grande inizio veramente questa sera. Devo ringraziare, questo è stato possibile grazie all'aiuto del Gruppo 80 di Cosenza, del laboratorio teatrale Gruppo 80, perché noi non avevamo niente naturalmente, non avevamo nulla, il palco ce l'ha fornito l'amministrazione comunale, che sono stati vicinissimi, il gruppo elettrogeno, sono stati a nostra disposizione fin dall'inizio, ci hanno fornito tutto, anche il giorno della neve che noi la scuola era chiusa, siamo arrivati qui di pomeriggio a lavorare perché non volevamo rinunciare al nostro spettacolo, che avevamo un giorno in meno per le prove naturalmente, ma nonostante ciò è stato questo possibile grazie a tutta la popolazione di Bisignano, all'amministrazione che è splendida, devo dire. E da quando io sono qui veramente mi sono stati vicini in ogni momento, veramente grazie, questo significa partecipare, questo significa collaborazione, e così bisogna andare avanti, questa è crescita per il territorio, noi vogliamo questo, la scuola si apre al territorio veramente, non sono soltanto parole, ma è realtà, noi ci apriamo a voi perché voi possiate crescere, noi tutti insieme possiamo crescere. Quindi voi sapete che noi abbiamo attivato anche un laboratorio teatrale che parteciperanno, se vogliono, i bambini della scuola media e della scuola elementare, il laboratorio Rodari insieme al nostro laboratorio teatrale, dato che noi abbiamo più spazio rispetto alle altre scuole, forse è possibile più organizzarlo qui tutti insieme, e in modo tale che voi sapete che i bambini fanno prestissimo, imparano prestissimo, hanno quella naturale spontaneità, no? Che li aiuta molto più di chi poi invece è più grande, insomma, è più avanti in età. Per cui è bellissimo farli crescere, insomma, in un ambiente sano, che poi è questo, socializzazione, vivere insieme, si diventa amici, si passa il tempo piacevolmente, si impara a parlare in italiano, si impara a comprendere il testo, si impara ad approfondire quello che si legge, a sentirlo proprio, no? Ed è molto importante. Quindi grazie a tutti di essere intervenuti qui questa sera, siamo contentissimi che vi è piaciuto lo spettacolo, sono stati bravissimi veramente, sono stati in così poco tempo e vedrete quello che sapranno fare poi in seguito, se soltanto in un mese e mezzo, vedrete quello che sapranno fare nel prossimo saggio. Nel prossimo saggio per fine anno, poi vi inviteremo, se ci saranno i bambini della scuola media e della scuola elementare lo faranno anche loro, e poi perché no, lo faremo in altre scuole, lo faremo in altri paesi,
e forse anche tramite prologo ad Altomonte, perché no? Andremo anche noi, la nostra scuola, ad Altomonte a rappresentare, no? A rappresentare la Valle Gradi. Grazie a tutti di essere intervenuti qui. Io non mi dilungo perché lei ha praticamente detto tutto quello che penso io, quindi mi ripeterei. Devo solo ringraziare la nostra, più che invece un'amica, una compagna, Michela, cosa grandiosa. Cioè, io trovo veramente la corrispondenza totale, finalmente nella scuola un operatore, un'operatrice che veramente ha capito perfettamente la potenzialità di questo linguaggio e che vuole utilizzare a beneficio di tutta la scuola. E in particolare poi volevo ringraziare anche le collaboratrici, tutto, in particolare la professoressa Maggiotta che ha fatto le scenografie e i costumi in pochissimo tempo, come abbiamo detto, e anche Cecilia che negli ultimi 2 giorni abbiamo imparato tutto quello che si poteva imparare. Niente, vi ringrazio tutti di essere intervenuti, speriamo che sia la prima tappa di un percorso che si porterà più avanti. Grazie a tutti. Facciamo partire, avevamo preparato anche una sorpresa. Questa è una sorpresa. Siamo in armonia natalizia, proprio in atmosfera totale, galassi però. Sono contenta che è venuta la RAI qui questa sera, che ci ha dato questa opportunità di far conoscere la scuola, il territorio, con tutte le manifestazioni che avevamo in giro, che c'erano in giro tra Cosenza e la provincia. È stato veramente